Presento la contrada Capitel. Tutti sanno che dico da sempre una cosa: se Capitel non avrebbe, se stroppa e regge Don Alessandro a Sagra 15 giorni prima, avrebbe molta più forza. Tutti dicono noi si allena, sì, ma fare 15 giorni, 10 giorni di Sagra non si fa, sì, che sia anche qualcuno del Marcavecchio dentro, sia caro, ma non è mesi tanti del Capitel. Loro si nascondono, quest'anno non si sa niente del Capitel, non si sa niente, cioè non abbiamo notizie. No, voi cioè, sappiamo che ci sono altre cose un po' strane sulle assicurazioni, ma le facciamo sta partita da un'altra parte. E quindi io devo passare la parola, non so se a Giovanni o a Paolo. Giovanni. No, beh, allora intanto mi unisco ai ringraziamenti qui per l'ospitalità e soprattutto all'Osteria Vraschin e alla contrada del Marcavecchio, soprattutto su questa piazzetta che è veramente bella e caratteristica. Dopo torno sulle contrade favorite. Io non parlo per le altre, parlo per la nostra. Non so chi ti ha dato queste notizie, da come l'hai intuito, da cosa hai capito, a noi non risulta questo. Comunque sarà poi la gara, la competizione a vedere. Noi cerchiamo di fare il nostro meglio in tranquillità, senza tanti problemi. Dico una cosa, è il quarto anno che partecipiamo. Siamo sempre stati contenti di farlo e ben felici e lo faremo sempre. Cerchiamo di metterci il massimo impegno e cerchiamo di far sì che sia una bella festa, anche con delle belle coreografie, e di questo vediamo di fare del nostro meglio. E anche, come hai detto prima, che hai accennato ai costumi, noi l'anno scorso eravamo un po' carenti e quest'anno vedremo di rimediare. Lasciatemi passare una battuta, visto che siamo nella contrada del Marcavecchio, che ogni tanto con i nostri conterranei di paese, ma ribadisco siamo sempre di Merlengo, ci becchiamo ogni tanto o per bandiere o per confini o per qualcos'altro, però dico è dialettica normale di una competizione e credo che ci possa anche stare. Così diamo anche modo ai paesani di Paderno e Ponzano anche di parlare di noi, di dire qualcosa, altrimenti cosa fanno? Stanno nel loro brodo e basta, dai. Visto che certe battaglie che ho visto nel passato non le vedo più, quindi ci daremo da fare noi, cosa dite? Ecco. Dico una cosa, ci vediamo, buon palio a tutti, speriamo che sia una bella giornata sia dal punto di vista meteorologico che di divertimento e di ordine, perché sentivo parlare di 1000 persone, non sono poche, quindi ci saranno anche quel tipo di problema. E spero che il buon Walter qui tenga sempre la barra dritta, perché è una manifestazione, vedo che la sta anche guidando molto bene, e spero che tutto funzioni e vada per il meglio. Ringrazio tutti, ringrazio anche tutto questo pubblico che è numeroso rispetto alle volte scorse che ho visto. Basta. Sì, Marcavecchio. Allora la manifestazione può andare non per una persona, ma se c'è un gruppo di persone. Se avete notato quest'anno che c'è Capitel e Marcavecchio, Minelli e Croce Cautorta, però chi che non parla mai ni se becca più come una volta sarà una via battaglia, sarà o se perché sale la febbre del palio, sono il centro e il Bolgoruga. La parola dagli spalti, c'è qualche brusio contro qualcuno, la parola a Erminio Piovesan del centro. Grazie, buongiorno a tutti. Un ringraziamento a nome del centro, della contrada del centro, innanzitutto al Marcavecchio che ci ha ospitato oggi, e poi volevo fare un ringraziamento anche alle parrocchie di Merlengo e di Ponzano, perché ci hanno coronato un sogno, credo, perché da anni ne parlavamo e adesso siamo arrivati a fare un qualcosa di molto molto più grande di quello che facevamo prima. Siamo felici di essere, diciamo, perlomeno in competizione con un'area molto più vasta, e anche per mezzo dei collaboratori che hanno partecipato con le parrocchie a formare queste nuove contrade, e quindi anche stimolo anche per noi per la manifestazione stessa. Cosa dire? Per quello che riguarda la squadra, la nostra squadra non la teniamo nascosta, la nostra squadra è formata da chiaramente elementi che hanno una certa esperienza e elementi nuovi, e quindi
siamo anche noi con i nostri problemi e pieni di incognite. Siamo qui per domenica, saremo qui per gareggiare e chiaramente portare anche noi il nostro contributo alla manifestazione perché si svolga nel meglio dei modi. Io ringrazio tutti, grazie ancora. Inutile che il centro si nasconde, ma il palmarès del centro dice altre cose, basta andare a vedere la storia, adesso poi l'abbiamo messa nel libretto, sarà per sempre, c'è per sempre la storia. Il segnale del libretto l'abbiamo dato per lasciare un segno, cioè vogliamo lasciare un segno per il futuro, senza presunzione. Dopo 20 anni credevamo fosse giusto farlo, abbiamo avuto uno stimolo importante da Don Alessandro, bisogna dirlo. Allora, prima di passare alle autorità, andiamo alla contrada che è sicuramente la più antica del paese. Il notaio Ruga rogava nel 1350-1400 all'interno del Borgo Ruga. La contrada che ci ha messo 15 anni per vincere il Palio, poi da quando ha vinto è comunque arrivata o prima o seconda o prima o seconda. C'è una cosa da sfatare, l'altra volta 2 volte primi poi sono cascati, stavolta sono arrivati 2 volte primi, chissà cosa succede stavolta. Sicuramente però, caro Bettio, questa volta non possiamo dire che voi non siete, perché siete i favoriti, non c'è niente da fare. C'è 2 senza 3! No, non c'è niente da fare. E questo non ti puoi nascondere più come facevi gli altri anni. La parola a Corrado Bettio. Come vedete, il Borgo Ruga, ringraziamento innanzitutto al Marcaveccio e a Maraschin, e mi unisco a tutte le altre contrade, e come potete notare il Borgo Ruga è amico di tutti. L'occasione quando si tratta di Cautorca siamo presenti, quando andiamo a Sagra del Riso siamo presenti, e quindi diciamo che l'asse Berlino-Roma-Tokyo non ci stiamo proprio per niente, perché se andrà a finire mai Caravaglia, e ora non stiamo proprio per niente. Se vogliamo stiamo in amicizia, fermo rapporti, fermo quel che vuoi, ma tutto il resto. Un grazie perché va a Manuele, perché mi ha dato del mentore, non mi merito tanto, va bene che ho tanti anni di esperienza ormai su sto Palio, che se torno in Drio e penso al 94-95 a pasta asciutta e figuranti, e che roba, erano 4 gatti, e vedersi adesso con tanta gente e tante belle robe, Don Alessandro che ha fatto una roba meravigliosa, complimenti, bravo, spiegato un punto bene a quello che c'è a storia del Palio. Dopo mi vorrei dire a Giorgio, mi ti ringrazio perché mi ha accolto in contrada, ti domando solo una roba, stasera non sta a fare con me, un poco di rispetto, cerca a sto vecchio di tenerlo ancora. E se per caso ho letto delle previsioni, qui era previsione mia, io ho solo letto che una previsione che qualcuno mi ha dato, se dopo lui ha sbagliato e dopo è i Zoghi, è il Palio, verificheremo tutto, tanto saremo gli arbitri per 20 anni che ha sempre fatto casino e continuerà a far casino, e adesso gli prometti chi fa questo, chi fa che altro, stai pur sicuri che a sera viene fuori i casini, tanto se 20 anni che ha regole ma non ha mai letto con attenzione tutte le regole. Questa è la verità, caro Andrea. Speriamo che stanno veramente lavorando bene. Dopo un'altra roba veramente importante, gli ultimi 2 anni il Palio, le contrade, e si è veramente dato da fare. Quando che pensiamo ai primi pali che era forse 100 persone, adesso arriviamo al contrada a avere 60, 70, 80 persone fra atleti, figuranti e dopo tutte le attività, e questo bisogna dare atto all'amministrazione che ci sostiene, ci aiuta, e nel contempo vorrei, e sarebbe un'altra bella cosa, che anche le altre contrade facessero altre attività come la scommissaria Marcaveccio, come la scommissaria Cautorca, a seguire una strada buona,
qui del Borgo Ruga. Dopo, per quanto riguarda i giochi, Qualcosa ti avremmo fregato. certo, so che Marcaveggio ha 160 tessere e 90 non veniamo neanche una. A Cauturta, sì, 160 tessere. Quanti skate tiri tu su con l'iscrizione? Porco cane. Vabbè, per quanto riguarda il palio, la partecipazione del Borgo Ruga, abbiamo 2 anni fa, abbiamo detto che abbiamo a squadra dei scout. E si è un poco migliorato, ma c'è 4 calpestrai. Non si può tenere a bara, e fa tutto quel che vuole e Iseo diventa matto per stare io. E mi adesso passo la parola a Iseo. Grazie e complimenti per Grazie, buongiorno a tutti. Allora, per quanto riguarda la squadra ha fatto suo al 100% quello che ha detto prima Don Alessandro. Il Palio non è solamente a settembre, ma è tutto l'anno. Difatti fanno festa tutto l'anno. Allenarsi è poco, ma festa tanta. Tra colpa a casa nostra che avevamo una montagna e feste durante l'anno, tra feste dei patroni, feste laiche e queste qui, dice sempre io festeggiare. E questo qua è una gran bella roba, ragazzi. Finché poi festeggiamo. Noi altri, quando si fa festa, Borgo Ruga si è sempre presente. È una squadra formata da giovani, però oltre che darmi soddisfazione a noi, a me, al presidente, a tutto quanto della contrada, a livello di gioco del Palio, comincia a darci soddisfazione proprio all'interno della contrada, perché cominciano a lavorare all'interno della contrada, collaborando con le feste, con le varie iniziative. E questo dà molto merito alla nostra squadra. La squadra di quest'anno da che è composta? È composta dalla squadra dell'anno scorso. Squadra vincente non si cambia, questo è un vecchio motto sportivo. Naturalmente c'è qualche innesto nuovo, abbiamo a casa qualche vecchietto e abbiamo messo dentro qualcuno del giovane perché eravamo la squadra più giovane, vorremmo restare sempre la squadra più giovane del Palio, quindi ci sarà anche qualche innesto di qualche giovane anche quest'anno. Siamo i favoriti, perché? Perché abbiamo vinto gli ultimi 2 anni, sì è vero, siamo i favoriti. E daremo vita dura a tutti quanti e spero che le altre contrade ci diano vita dura, perché vincere facile non è bello per nessuno, vincere difficile è il massimo della soddisfazione. Grazie. E fu così che Borgo Ruga, quando tutti si impegnano, arrivò al terzo, va bene, siamo stati.